Il nostro progetto parte nel 2000. La nostra iniziativa, che si chiama Frutto di un sostegno sociale, parte da una necessità, da un invito da parte di famiglie con disabili in famiglia per cercare di aiutare, per cercare di costruire delle case alloggio per questi disabili. Il progetto si chiama Dopo di noi, è una realtà purtroppo abbastanza consolidata nel territorio, dove che i genitori tendono a preoccuparsi del dopo di loro. Allora l'invito che viene rivolto alla Proloco e al consorzio è questo, di cercare un'iniziativa di raccolta fondi per poter aiutare questa realtà, questo nuovo progetto. Noi riusciamo a pensare a un'iniziativa che dopo si chiamerà Frutto dello sostegno sociale, appunto, che parte nel 2000, dove i volontari di Proloco e non andranno nelle piazze a proporre una cassetta di mele in cambio di un contributo. Il contributo andrà dopo a servire ad aiutare la costruzione di queste case alloggio. L'aggancio che noi abbiamo cercato col San Martino è stato un po' nella filosofia del progetto, perché si legava molto innanzitutto alla generosità, sensibilità nei confronti di altri, sicché San Martino ci insegnava che offrire una casa a un bisognoso era un atto molto importante. Fatto sta che noi pensiamo alla data di questa manifestazione, per dare un po' di risalto, l'abbiamo pensata agli 11 di novembre, sicché noi da 20 anni questa attività la facciamo la seconda domenica di novembre. E questo fa sì che la nostra iniziativa è stata così votata a questo santo.